Amoni, a questo vi finisce un babbio. Oh, dottor Salvatessa, quanto chiamo? Ah! Pronto? Sogno Margherita. A che ossetia poteva essere a st'ora? Ne sciù con me nipoti. Ancora questa discussione. Non mi interessa la faccenda. E te va a interessare. Scende, va a vedere un nero. Va bene, d'accordo. Mi spiccio, ci sto andando. Ci stai enno? Non tu sguidare. Lo sapia, sto dottore è inutile. Che fare? Mi spiccio io. Accusati inoltre di addebitamento illecito di aragoste e frutti di mare. Frutti di mare! Ci voleva il binocolo per trovare ricci negli spaghetti. Ah, sparte manco si saziò. Complimenti, ah. Mettiamola così. Io arrivo in un paese nuovo e comincio a scroccare a destra e a sinistra. Posteggio i cavalli dove capita e mi faccio schifiare da tutti. Per di più poi pistio al ristorante e me ne scappo dal cesso. Non è andata proprio così. Noi cercavamo la cassa. Ma se mi hai detto mangiamo e scappiamo. Dovevano farti veleno i polpi. Ah, quindi è stata una sua idea. Beh, se così si può chiamare un innocente sfizio di compleanno. E gli sfizi non si pagano. Picciolo, non ne esci. Ma allora ce l'ha per vizio. Ah no. Ascolti me, per favore. Eh. Mi hanno derubata stamattina di tutto quello che avevo. Con tutto quello che avevo cosa intende? Bancomat, beauty case, filo interdentale. E chi può essere stato secondo lei? Vivo con una signora anziana, malata di telenovele. Il suo nome? Ah, disse essere una scatisa Margherita. Che c'è la fotografia? Facciamo una cosa, adesso chiamiamo subito suo padre e vediamo cosa ne pensa. Che rompere i notti. Ciao papà. Rita, i due e mezza su, a chi non ne sei? Vuole sapere dove sono? Dovrei dirgli nella merda. Tale, passalo a me. Pronto, signor Scappa? Commissariato dei Carabinieri. E queste sono legnate. Di quello che ha combinato sua figlia c'è da mettersi le mani ai capelli. Che come no? Averi quando aveva 15 anni che mi fa combattere. All'epoca aveva un vizio di rammottare i vicchiaretti, non mensura strata e risinni bello presto. Ma su immagina, scrocca come una pazza. Ah, e che studenti, eh? No? Ma no, ave che ho fare quando era nica. Comunque se vuole arrestare l'arresta, io a dormire che è già tardo, eh. Perfetto, è stato utile come uno spot di Giorgio Mastrota. Ah, du cosa è caricami venne sto schifo di matarazzo? A posto. Lei se ne può andare, che più di trasformare ossigeno in anidride carbonica non ha fatto. E lei che fa? La fate arrestare allora? Questi non sono fatti suoi. Abbiamo dei testimoni. E così marita. Fateli entrare. Sono pronta ad accusare la ragazza. Perfetto. Mi aspetti là dentro che sto arrivando. Non ti preoccupare, andrà tutto bene. A me. Mi raccomando ora te c'è la con vista sul mare. Ma non lo trovasti? In una stalla. Che dici? Ferma dopo. Si può sapere per chi è che farà sbirra. Non sono fatti tuoi. Se non sono fatti mia che sto rico io. Ora che stanno a riscurremo. Intanto perché non parli sistemato, che pare uscito dallo scarico di bello lampo. Come parlo decido io. Non sono fatte tua. Non ti ammescare nelle mie cose. Sono la tua tutor e bottare sale a me quando ho accettato, che di più di farmi affacciare i capelli bianchi non hai fatto. I compiti per domani te li sei fatti? Ma sempre dei compiti a parlare. Come se sapessi fare 8x4. E sei un quarto. Ma vedi che tua nonna soldi ci spende per il dopo scuola, ti sembra giusto? Sono tutti piccioli cati. La voce vuota, sai quanto pigliavo un compito di algebra? Rue ci pigliavo, rue. Solo per aver scritto un nome e cognome senza errori. Lo vedi? Lo vedi?
Non credo ci saranno altre lezioni. Oh, che numero è la Tocella? Oh, Salvo, Salvo. Perché sei tu, Salvo? Perché pigliavo un nome di mio nonno Salvatore. Sei venuto a scalare la torre per liberare la tua principessa? Perché è così che succede nelle favole. Dovresti tingerti il cavallo di bianco e venire a Stai salvarmi. scherzando? Chi mette un cavallo a moda canderina? Grazie, per non essere mai utile a niente. Questa finestra, scema! Devo chiudere. Il mio vicino di cella ha la broncopolmonite. Faccio un pugno. Ciao. Ma com'è che già ti fecero escere? Mio padre mi ha pagato la cauzione, in cambio non dovrò confessare a mia madre che c'è mia nonna chiusa a chiave nel ripostiglio da 2 mesi. Una fanga. Vieni, ti porto in un bel posto. Il nuovo locale che hanno aperto in città. È una sorpresa. Questo è un cimitero Sant'Ossola. Ovvero 12 ore. Ci portava a me nonno l'anno scorso. Come mai non è ancora appassito? È di plastica. Possiamo sempre scavare. Cassotta, non è c'è chiantato mio nonno a scavare. E che ne avessimo a fare? Niente di particolare. Gli prendiamo la dentiera e i gioielli e ce li andiamo a vendere. Diventeremo ricchi e nessuno mai lo saprà. Va bene, va E bene. muoviti. E si s'arrospiglia. Oh, senti, sto ciavoro. È un concime di vacche. Venire a fare cai tanto largo. Non t'affaticare, mi raccomando. Ai, che fu? Il nonno. O vedi per sentire a te, s'arrospigliò. Continua a colpirlo. Cucù, Ma che cosa? Toto, fammi È escere. l'uomo del quadro. Sfracassagli il cranio. Avevi ancora bigodini misi. Muoviti. Fermi! Che cercate in cascia mio marito? Nonna, posa fucile!